La festa di una comunità intera che ha bisogno di segnali concreti o perlomeno anche di questi per sentire la giusta emozione preolimpica e paralimpica. Poco dopo le 12, rings e agitos ufficiali sono stati disvelati al pubblico piuttosto numeroso in Piazza dei Martiri, in attesa della cerimonia ufficiale con le autorità, come si conviene per un evento poco comune, perché per avere i simboli di Milano Cortina 2026 il lavoro è stato impegnativo. Posso dire che è stato un lavoro estenuante, partito in autunno scorso, perché gli attori coinvolti in queste autorizzazioni, in questo processo burocratico sono molteplici, dalla Regione Veneto, Fondazione Milano Cortina, la Sovrintendenza, gli uffici tecnici del Comune. Insomma, mettere insieme tutte queste teste, tutte queste mani che lavorano non è mai semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Gli spectaculars resteranno in piazza fino alle gare del 2026. Soddisfatto ed emozionato il sindaco Oscar De Pellegrin. La loro presenza a Belluno, ha detto, rappresenta un'eccezione concessa con l'approvazione del CIO e del Comitato Paralimpico su richiesta della Regione Veneto in qualità di ente ospitante. E per la Regione alla cerimonia è intervenuto l'assessore Giampaolo Bottacin, che ha ripercorso per tappe l'impegno e la caparbietà di poter riavere tra le Dolomiti l'evento a cinque cerchi 70 anni dopo Cortina 1956. Facciamo respirare aria di Olimpiadi a questa città e saranno sicuramente anche un punto di attrazione per chi ama i selfie e le fotografie. L'abbiamo già visto anche con il cartonato delle mascotte che abbiamo messo nell'atrio del municipio, alla gente piace. L'inaugurazione si è ben inserita all'interno della cornice della Giornata Nazionale dello Sport, l'evento promosso dal CONI che Belluno ha ospitato per il secondo anno consecutivo e che ha richiamato fra gli stand sportivi e neofiti di ogni pratica. Siamo una provincia molto sensibile al tema sportivo, sia per la passione dell'attività sportiva, ma anche perché siamo consapevoli di che cosa comporti, quali benefici portino soprattutto ai nostri ragazzi.